qua il treno, vero? Qui siamo in una delle linee più antiche d'Italia. La prima transappenninica che prese il via nel 1864, quindi appena dopo l'unità d'Italia. Addirittura su alcuni giornali si legge un paragone fra gli ingegneri ferroviari e i grandi patrioti. E qualcuno dice che hanno fatto più i grandi ingegneri ferroviari per l'Italia che non i grandi patrioti, perché l'hanno unita. Certo, perché qui poi una volta c'era l'Appennino che separava il nord dal centro. Esatto, c'era l'Appennino con la sua altezza e l'impossibilità all'epoca di fare trafori come si fa oggi, ecco, di decine di chilometri. Dicevi che ci volevano, diciamo, dei macchinisti particolarmente abili per guidare questo treno. Certo, sia in salita che in discesa. Tanto è vero che avevano predisposto delle rampe di sicurezza accanto alle stazioni, in maniera che se il treno perdeva il controllo, il capostazione deviava su questa rampa in salita così, chiamata di salvamento. Ma dai. E questi treni si fermavano lì. Questa ferrovia si arrampica sull'Appennino, si arrampica con i problemi di pendenza e con i problemi nelle gallerie del fumo. I passeggeri respiravano il fumo. E allora i macchinisti avevano studiato questa tecnica, inzuppavano il fazzoletto da collo nell'acqua e poi si bendavano come se rapinassero una banca. È la fase eroica delle ferrovie. Sì, proprio una fase eroica. Non erano le ferrovie delle Ande, ma quasi, ecco.